Benvenuti a tutti i nostri telespettatori del Veneto in diretta. Siamo all'intervista. Oggi è un piacere intervistare Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di ENAIP e anche presidente dell'associazione in Europa che si interessa di formazione professionale. Presidente, benvenuto. Grazie di essere qui con voi oggi. È un grande piacere oggi parlare, Presidente, della formazione di adulti e giovani. ENAIP sicuramente ha una lunga esperienza e anche una grande professionalità in questo ambito, ma una domanda sorge subito spontanea, Presidente. In un momento in cui il mondo del lavoro è sempre più instabile, sempre più tecnologico, come sta cambiando anche la formazione dei giovani e quella degli adulti in ambito professionale? Ci sono una serie di assiomi, ma non sono di adesso sono in accelerazione, che oggi noi non sappiamo quello che faremo domani. Sappiamo tutti che si inventano lavori nuovi e che oggi non esistono. Ma guardate che queste cose devono essere affrontate, lo dico sempre, con grande serenità e grande calma. Il cambiamento c'è, è un compito nostro, quello anche nella didattica, accompagnare questo cambiamento. La faccio molto semplice, non è che domani non avremo l'elettricista o non ci sarà il meccanico dell'auto o l'idraulico, semplicemente utilizzeranno strumenti diversi. Oggi noi sappiamo che si usa molto digitale, non succede niente, abbiamo imparato tante cose, il compito nostro è rendere semplice il complesso. Non dobbiamo spaventarci, lo stiamo gestendo. Noi da tempo abbiamo alcuni centri ENAIP, noi ne abbiamo 20 in Veneto, sono già scuole Apple, per esempio. È poco nota questa cosa, ma non è lo strumento in sé, è il contenuto come lo trasferisci. Una matematica diversa, una logica diversa, però sono cose che stiamo affrontando, ci sono. Ci sono alcuni aspetti altamente tecnici. Una macchina ibrida è una macchina ibrida, una macchina elettrica è una macchina elettrica e non è endotermica. Ma guardate che tutte le ragazze e le nostre ragazze sono anche più bravi di noi nell'affrontare questa cosa. Una cosa diversa sono gli adulti. ENAIP fa 4.000 ragazze all'anno, ma 7.000 adulti. Per gli adulti abbiamo percorsi più specifici perché possono apprendere le nuove tecniche. Presidente, qual è il legame, a mio avviso determinante, già immagino la sua risposta, ma qual è il legame oggi tra ENAIP e le imprese locali? Allora, molte imprese locali sono fatte da ragazzi e ragazze che a suo tempo hanno frequentato l'ENAIP. Intorno ai centri di formazione nazionale nascono imprese. Perché? Perché se uno fa l'università non vuole investire altro tempo, è già investito il tempo per fare l'università. Chi fa la formazione nazionale oggi consegue un diploma e se vuole poi fa un percorso ITS, ma fa il 50% del tempo seduto, 50% seduto sui banchi e studia, e 50% in laboratorio. Ma, per esempio, il quarto anno fa 500 ore in azienda e 500 ore a scuola. E quindi ha una relazione già forte con l'impresa. Quando finiscono la scuola, dopo pochi anni fanno impresa. I nostri formatori sono formatori di ENAIP, altamente specializzati, ma molti formatori sono delle imprese. Le imprese, quando hanno bisogno di lavoratori, si rivolgono all'ENAIP. Ci siamo da subito dopo la seconda guerra mondiale, la relazione con le imprese è le imprese sono dentro in ENAIP e insieme facciamo i progetti anche formativi. Ultima domanda prima di avviarci alla conclusione, Presidente. C'è però ancora un po' di pregiudizio, soprattutto magari da parte dei genitori e degli adulti, talvolta nella formazione professionale che magari i giovani vogliono intraprendere con facilità. Ecco, come si può fare per sgomberare il campo da questa forma di pregiudizi e invece accelerare e incentivare la formazione professionale? C'è questa idea di pregiudizio perché una volta si immaginava, la dico così, l'operaio con la tuta blu, che io rispetto in pieno e che lavorava alla Fiat. Non ci sono più queste realtà. E oggi chi lavora in un'impresa lavora col camice bianco in imprese fantasticamente pulite e ordinate e organizzate. C'è un pregiudizio, vabbè, se volete che ci sia un pregiudizio e se i soldi, e sono una parte, sono la felicità nella vita, tenete conto che chi viene fuori con un diploma tecnico oggi guadagna soldini, guadagna soldi e ha un valore aggiunto che non viene detto, che è quello che può farlo dove vuole.
perché la tecnica è un linguaggio che uno può applicare in qualunque parte del mondo, in qualunque parte d'Italia. E si studia poco in ENEP perché l'altra cosa è questa, studio poco e quindi valgo meno. No, non è vero. Faccio tante ore di laboratorio e ho grandi responsabilità. Oggi chi è di fronte a una macchina a controllo numerico, che ha un lavoro fantastico e ci vuole arte su fare certe cose, ha una responsabilità di una macchina che vale 1 milione di euro. Credo che questo sia sufficiente. Assolutamente lo è. Grazie a Giorgio Sbrissa, presidente di ENAIP Veneto. E grazie di avermi ospitato qui con voi oggi.